Giocare solo 25 minuti non è un grosso vantaggio, forse vi serviva un po' di benzina in più, senti tu di questa opinione? Ma sicuramente sì, poi purtroppo sapete tutti quello che è successo e la partita si è interrotta al 26esimo per la precisione, quindi nulla, adesso aspettiamo la decisione delle varie autorità e poi si vedrà. Non penso Adesso noi arriva adesso siamo, il Palermo, sì, scusami. sì, noi siamo già in ottica a Palermo perché per noi è fondamentale questa partita. Primo perché vogliamo fare il primo risultato in casa positivo, sappiamo delle difficoltà del Palermo, ma sappiamo anche le nostre che abbiamo affrontato la prima col Trapani che purtroppo abbiamo perso, quindi da parte nostra c'è sicuramente voglia di rivalsa e tanta voglia di rivincere, quello sì. Osservato speciale del Palermo per voi difensori? No, penso che il Palermo sia tutta la squadra a osservato speciale perché ha fatto per tantissimi anni la Serie A, quindi sappiamo il valore della squadra. Poi da parte nostra dobbiamo pensare noi a far bene e a migliorare quello che di negativo c'è stato fino adesso, quindi massimo impegno e concentrazione. Ci pensate a quella classifica che ferma ancora a 0 punti? È un problema oppure non ci pensate? Vabbè, certo non è bello vedere Padova a zero, quindi sì, la voglia è quella di eliminare quel numero e mettere subito sulla tabellina il 3. Insomma, si aspetta anche una bella cornice di pubblico, c'è un gemellaggio che torna dopo quasi 20 anni, voi vi aspettate che anche fuori dal campo sia una bella partita, aspettate una bella cornice. Ma quello sicuramente, i nostri tifosi sono sempre abituati a grosso sostegno, a grosse cornici nelle partite importanti e anche in quelle meno importanti. Quindi da parte nostra sappiamo benissimo che il nostro pubblico ci sarà d'aiuto come ha sempre fatto in questi anni.